Questo è un punto nero nella nostra comunità, nel senso che quella porta che una volta era viva oggi è spenta e chiusa, quindi è un vuoto. Tutto è rimasto così, fermo, come se il tempo non fosse passato, fermo in quel tragico giorno quando Adriano Armellin fu massacrato. L'indagato Mohamed Boumarwan, il marocchino di 36 anni arrestato dai carabinieri, prima accusato di omicidio preterintenzionale, ora dovrà rispondere di un reato più grave, quello di omicidio volontario aggravato dalla finalità di rapina ed aver agito con crudeltà. La verità porta drammaticamente alla consapevolezza che questa persona ha agito consapevolmente o comunque lo ha fatto con un'efferatezza ancora più grave di quello che gli è stato imputato in un primo momento, e quindi credo sia giusto, proprio per quello che ha tolto, che possa pagare con la propria reclusione. L'anziano in pensione la sera del 25 marzo fu aggredito nella sua abitazione in via Schieratti a Pieve di Soligo e colpito violentemente in varie parti del corpo, in particolare al tronco e al capo, con calci, pugni e vari oggetti contundenti per ben 29 volte. Decisiva per la nuova imputazione il risultato dell'autopsia ed i riscontri del RIS dei Carabinieri di Parma, che si sono occupati delle indagini col nucleo investigativo e militari della Compagnia di Vittorio Veneto. Ad incastrare il 36enne non solo i colpi inferti, ma anche le tracce, in particolare sangue, trovate nell'abitazione dell'83enne. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha notificato in carcere una nuova ordinanza restrittiva firmata dal GIP. Giovedì 2 febbraio il 36enne comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo per l'interrogatorio di garanzia in cui dovrà difendersi da queste ultime contestazioni. Credo che questo caso sia esemplare per come sono state condotte le indagini, quindi ringrazio veramente le forze dell'ordine e tutti i magistrati che ci stanno lavorando per arrivare alla verità di ciò che è accaduto, per un giusto giudizio. Una comunità, spiega il sindaco, che ha subito una ferita impossibile da rimarginare. La mancanza di Adriano Armellin è una cosa che manca, cioè la sua presenza manca a tutta la comunità, la presenza quotidiana in questa piazza, agli amici e a tutte le persone che lo conoscevano.